autorità civili e militari, cittadini, vi ringrazio per essere qui anche se la forma non può essere quella della manifestazione con il corteo, ma più una forma molto raccolta. Però sembrava giusto ricordare in forma solenne questa giornata. Il 2 e 3 giugno del 1946 l'Italia rinasceva dopo un lungo periodo di oppressione e scelse la forma con un referendum democratico della Repubblica. 12 milioni e 700 mila cittadini firmarono su quella scheda, firmarono la Repubblica. Da lì nacque l'Assemblea Costituente nello stesso giorno. Dopo alcuni mesi venne eletto il primo Presidente della Repubblica, il Presidente De Nicola, e dopo qualche settimana fu conferito l'incarico per formare il primo governo della Repubblica Italiana ad Alcide De Gasperi. Guardate, io voglio rifarmi brevemente al profondo discorso che ieri il Presidente Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, ha voluto fare, perché celebrare il 2 giugno nel 2020, nell'anno della pandemia mondiale, nell'anno che ha visto il nostro paese pesantemente colpito, tra i più colpiti del mondo, che ha visto la nostra regione pesantemente colpita, che oggi vede il nostro Presidente presente a Codogno, uno dei simboli di questo martirio del 2020, dove pezzi di fascia della nostra generazione ci hanno lasciato, nel modo che tutti conosciamo, senza un saluto, senza l'abbraccio dei familiari, nell'anonimato e soltanto sostenuti dalla vicinanza del personale medico e sanitario a cui voglio dedicare questa giornata e tributare il nostro pensiero. Guardate, ieri il Presidente ha voluto raccogliere in poche parole il significato di questo 2 giugno 2020, l'unità di intenti, la rinascita. Questi sono i pensieri che ci devono fare. Guardate, da questa epidemia, da questa pandemia nasce un paese che è più povero perché provato, più povero perché pesantemente provato economicamente e socialmente. Ci sono famiglie che hanno perso i loro cari, ci sono altre famiglie che hanno perso il loro lavoro, ci sono famiglie che fanno fatica. Noi cercheremo di aiutare tutti. Questo è un paese che però deve, nella diversità, perché non posso immaginare che tutti la pensino alla stessa maniera, però tutti devono essere spinti da un desiderio, quello di far rinascere questo paese, di dargli l'opportunità veramente di creare quella comunità che sta all'interno del nostro paese, sta all'interno dell'Europa, sta all'interno del mondo. Quindi l'impegno era che io parlassi 2 minuti, non voglio dilungarmi oltre, voglio dilungarmi soltanto con un pensiero. Anche questa comunità deve rinascere in maniera forte, unitaria, comunitariamente decidere, comunitariamente affrontare questo percorso, pur nelle diversità, perché guardate, uno dei pericoli della democrazia è il pensiero comune basato sullo stesso bene. È impossibile. Tutti avranno sfumature, avranno percezioni, avranno sensibilità diverse, però queste sensibilità che hanno caratterizzato la nascita della Costituzione italiana, che metteva insieme culture, provenienze, estrazioni sociali diverse, non può che far sì che anche nella nostra città, pur partendo da pensieri, posizioni, concezioni diverse, la polemica lasci lo spazio alla Costituzione. Quindi con l'augurio di augurarvi veramente un felice 2 giugno 2020 nell'anniversario della nostra Repubblica, voglio chiudere dicendo viva Paderno Dugnano, viva l'Italia, viva la Repubblica. Grazie.